tessuto, perché è così prezioso, di una seta fatta a mano, la seta di San Floro. Quindi ho voluto giocare soltanto con dei semplici tagli e i particolari di mezzi fiocchi. La borsa è stata anche realizzata con la seta di San Floro e sopra c'è, poi sono stati uniti nel tè, quindi è praticamente tutto al naturale. Non ho voluto giocare con lustrini e paillette perché ritengo che una seta così preziosa non abbia... Aspetta,